Buongiorno a tutti. Focus TG puntualissimo alle 12 inizia ed è un appuntamento che, come sapete, vi condurrà fino alle 13:30. Ci facciamo compagnia gli uni con gli altri e voi potete anche usare Focus TG come una sorta di radio se state facendo qualcosa a casa, le faccende o preparando il pranzo, ci ascoltate, poi qualcosa quando vi interessa qualche argomento, allora oltre che ascoltare guardate pure, questo è il consiglio che vi diamo. Fino alle 13:30 dicevo, con notizie che arrivano un po' da tutto il nord-est. Oggi tra l'altro è l'anniversario della tragedia della Marmolada, 11 morti 2 anni fa, esattamente 2 anni fa, e ovviamente tanti ricordi, tante iniziative, e insomma apriremo una pagina ampia su questo naturalmente. Poi andremo a Belluno, andremo a Bassano, a Vicenza, insomma cercheremo un po' di portarvi per mano in tutte le nostre città del nord-est e quindi anche Friuli Venezia Giulia, un po' proprio per capire com'è la situazione, cosa sta accadendo. Allora, tra un po' i collegamenti e questo viaggio nel nostro nord-est. Intanto andiamo a Bassano, iniziamo parlando di una vicenda che adesso è finita in tribunale con una sparatoria a Fara che appunto sta vivendo la sua pagina giudiziaria. Sentiamo. A più di un anno da quella tragica vicenda arriva una svolta nell'inchiesta sulla sparatoria di Fara, nella quale è morto un marocchino di 28 anni e un agente della polizia locale è rimasto ferito in modo gravissimo. Il sostituto procuratore di Vicenza ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta a carico di Stefano Marzari, il vice brigadiere dei carabinieri che aveva sparato a Soufiane Boubagara. Il militare infatti avrebbe agito per legittima difesa. Andrebbe così a decadere l'ipotesi di reato per omicidio commesso per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, visto che per la procura berica il militare avrebbe fatto fuoco per proteggere se stesso e gli agenti della locale intervenuti per disinnescare una situazione drammatica. I fatti risalgono al 24 aprile dell'anno scorso, quando il marocchino era stato visto correre scalzo per le strade di Colceresa, vestito con una tunica. L'uomo gridava frasi in arabo e aveva danneggiato alcune auto parcheggiate lungo la strada, i cui proprietari avevano chiamato i carabinieri. Una pattuglia dei militari di Thiene aveva intercettato il giovane a Fara, ma i tentativi di fermarlo e calmarlo erano andati a vuoto. Ne era nata una colluttazione durante la quale il marocchino era riuscito in qualche modo a sottrarre la pistola a uno dei militari. A questo punto la situazione era diventata incontrollabile e il nordafricano aveva sparato alcuni colpi che avevano raggiunto Alex Frusti, l'agente della polizia locale accorso per dare supporto ai carabinieri. Marzari aveva sparato a Boubagara uccidendolo, mentre l'agente ferito se l'è cavata per miracolo. Entrambi i rappresentanti delle forze dell'ordine sono difesi dall'avvocato Nicola Guerra del Foro di Vicenza. Resta comunque ignota la causa dello stato di agitazione del marocchino in quel giorno. L'autopsia non ha evidenziato la presenza di sostanze alcoliche o stupefacenti. Il 28enne era stato raggiunto da 6 colpi, dei quali 3 ritenuti mortali. Adesso andiamo in Friuli Venezia Giulia, andiamo a Udine per la precisione, perché un garage in via della Vigna è stato avvolto dalle fiamme quando era da poco passata la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con ben 6 squadre, temendo che l'incendio del garage si propagasse anche al condominio. Le operazioni sono andate avanti per ore, concludendosi intorno alle 4 meno un quarto. Sul posto anche i sanitari del 118, ma non ci sarebbero feriti. Le cause dell'incendio sono naturalmente in fase di accertamento. Questo è accaduto a Udine, mentre a Vicenza c'è stata una rapina, perché in realtà doveva essere un incontro per acquistare un tablet e questo incontro poi si è trasformato in rapina. Andiamo a Montecchio, ci racconta tutto Carlo Inghilleri. Montecchio Maggiore, appuntamento in Viale Trieste per un tablet, a venderlo 2 stranieri, uno della Costa d'Avorio, l'altro della Guinea. A essere interessati all'acquisto altri 2 extracomunitari, entrambi del Ghana. Tutto bene fino a quando viene il momento di pagare. Sì, perché i 2 immigrati, forse non soddisfatti dell'oggetto, non vogliono più procedere all'acquisto, ma la reazione dei venditori è violenta e inaspettata.
Dopo essersi impossessati del portafogli di uno dei 2 ghanesi lasciato sulla panchina del luogo della contrattazione, portano via tutti i soldi contenuti, circa 40 euro. Ma le vittime non ci stanno e si innesca una violenta colluttazione. I malfattori iniziano a lanciare bottiglie di vetro e a brandire una lunga forbice a scopo intimidatorio, allontanandosi e facendo perdere le proprie tracce. Proprio in quel momento passa una pattuglia dei carabinieri di Montecchio Maggiore e un'auto della polizia locale dei Castelli. I 2 aggressori vengono immobilizzati e arrestati con l'accusa di rapina impropria aggravata. Sono stati portati al carcere San Pio X di Vicenza. Adesso andiamo a Bassano per parlare di Movida, l'abbiamo già fatto altre volte in questi giorni, perché è un tema un po', diciamo, molto di attualità, ecco, a Bassano, e soprattutto anche per il fatto che c'è un nuovo sindaco, Nicola Finco, eletto proprio in questi giorni, quindi ovviamente un tema che lo coinvolge direttamente. Allora, Mirko Cavallin ci racconta quali sono gli aggiornamenti su questo tema. Bassano del Grappa in questi giorni è stata teatro di alcune manifestazioni, diciamo un po' sopra le righe. Un addio al celibato in particolare ha destato un po' di scalpore, perché il futuro sposo travestito da Gesù ha trascinato e anche sparso in giro per la città, dal Ponte Vecchio fino alla Via dei Martiri, alcune particole non consacrate, ma comunque un simbolo importante della fede cristiana. Molte lamentele sono arrivate anche da parte degli esercenti del centro per tanti schiamazzi. Chiediamo al sindaco Nicola Finco un suo parere su questa situazione, su queste testimonianze che immagino saranno arrivate anche a lui. Ma guardi, sicuramente non tollererò più situazioni come quelle che abbiamo visto nell'ultimo fine settimana, perché Bassano sicuramente è una città dinamica, una città che attira molti giovani, però Bassano ha bisogno di rispetto e soprattutto c'è bisogno anche di rispetto per i valori che questa città rappresenta. Quindi atteggiamenti come quelli che abbiamo visto non vorrò più vederli. Appena nominerò l'assessore alla sicurezza gli darò un mandato ben preciso, che sarà quello di tenere una città ovviamente viva, vivace, ma con delle regole ferree, perché ripeto è una città che merita rispetto e quindi non tollererò mai più atteggiamenti diciamo di schiamazzi, di addii celibati al limite della decenza, e oltretutto poi avvierò anche una discussione con gli esercenti del centro storico per assicurare la giusta quiete anche alle persone che abitano in centro storico. Io voglio che si trovi insomma il giusto equilibrio tra garantire alle attività commerciali di fare il loro lavoro, ma anche garantire la serenità per le persone che vivono e abitano all'interno del nostro centro cittadino. Ecco, proprio gli esercenti, possiamo definirli un po' anche i guardiani, le sentinelle del centro storico di ciò che accade. Ma certamente, oggi i commercianti sono un presidio importante per la nostra comunità e oggi Bassano è bella anche perché insomma ci sono tanti commercianti che investono e rendono la nostra città attrattiva. Poi però ovviamente ci sono anche le esigenze delle persone che ci abitano, quindi sono sicuro che si troverà il giusto equilibrio e andremo a responsabilizzare tutti. Quindi insomma da parte mia massima disponibilità per evitare che ci siano situazioni che vanno oltre il limite e per diciamo, instaurare quanto prima un clima di collaborazione tra la parte commerciale e quella dei residenti. Grazie a Mirko Cavallin, grazie al sindaco Finco, 12:08. Adesso andiamo a Padova, ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentin e Federico Cibotto. Perché c'è stata un'ondata di furti nella cintura urbana padovana, case prese di mira mentre i proprietari cominciano ad andare in vacanza, quindi è un periodo delicato questo sicuramente. Sono scattati dei controlli e allora cerchiamo di capire ovviamente cosa stanno facendo le forze dell'ordine in diciamo, collegamento stretto con gli amministratori del territorio naturalmente. Credo che Valentina abbia anche il sindaco, comunque ci riporterà quello che sta facendo il sindaco Boscaro in questi giorni. Valentina, eccoci qui, vai, raccontaci tutto.
Sì, buongiorno Federico. Già nelle scorse settimane avevamo raccontato di una recrudescenza di furti in abitazione, soprattutto nella cintura urbana padovana. Qui a Vigonza avevamo sentito anche la testimonianza di alcune persone che erano state purtroppo vittime di questi furti in abitazione. Sono scattati i controlli. Qui con me c'è il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro. Purtroppo un ultimo episodio che è stato scoperto proprio nelle scorse ore, perché di rientro dalle vacanze una coppia ha trovato l'appartamento a soqquadro. È accaduto qui a Vigonza in via Bachelet, l'appartamento completamente a soqquadro, rubati gioielli e denaro. Ovviamente questo è un periodo di vacanze, le case vengono lasciate vuote, quindi sindaco serve anche delle accortezze. Cosa, oltre ai controlli, quali sono insomma le strategie messe in campo? Sì, questo è il periodo più delicato e ringrazio intanto l'Arma dei Carabinieri perché con la compagnia di Padova hanno intensificato in tutta la cintura urbana e in particolare a Vigonza i controlli con dei contingenti speciali, e abbiamo visto già in questi giorni una diminuzione appunto dei furti. E bisogna veramente far rete. A Vigonza c'è il controllo di vicinato, che è uno strumento importante, l'hanno ricordato anche i carabinieri. In caso di presenze sospette o di auto sospette all'interno dei quartieri bisogna avvisare immediatamente il 112, perché appunto questi criminali si muovono a ondate e per zone, quindi quando si rileva la presenza questo è un primo elemento. Il secondo è avere la massima precauzione, cioè nel non segnalare la propria assenza dall'abitazione. Anche questo è stato verificato. Questi predoni cercano di capire se i vari residenti sono assenti, sono fuori dalla propria abitazione, per poi agire indisturbati. Appena invece vedono i controlli, vedono del movimento, vedono qualche vicino, scappano, perché abbiamo avuto diversi episodi sventati proprio dai vicini di casa o dalle forze dell'ordine che passavano in pattugliamento. E infatti sono molte le accortezze. Sono molte le accortezze che insomma vengono anche suggerite dalle forze dell'ordine, come per esempio chiedere a un vicino di casa di ritirare la posta, perché la cassetta delle lettere piene è sempre un indicatore di assenza, e soprattutto in caso di furto è sempre bene avere delle fotografie del materiale prezioso che è in abitazione, così da poter fornire una denuncia più dettagliata, con la possibilità insomma in casi proprio più fortunati di recupero della refurtiva. Intanto a Vigonza i controlli, come ci ha detto il sindaco, continuano, e quindi restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin, il sindaco di Vigonza. E allora anche qui terremo monitorata la situazione, vi daremo aggiornamenti. Valentina poi naturalmente sarà più precisa, non perché non lo sia stato, ma ancora più andrà ancora più a fondo di questa notizia ovviamente nei notiziari da Padova. E credo che possiamo andare direttamente adesso a Belluno, perché c'è la nostra Tiziana Bolognani con Alberto Pivetta davanti a Palazzo di Giustizia per gli sviluppi di una vicenda giudiziaria che insomma ha scosso soprattutto il bellunese, perché in Corte d'Assise c'è l'acquisizione delle testimonianze sull'omicidio di Antonio Costa, un omicidio del 6 maggio dell'anno scorso a Fener di Sette Ville, e adesso Tiziana ci spiega cos'è accaduto un anno fa e soprattutto quali sono gli sviluppi giudiziari di queste ultime ore. Tiziana, a te. Sì, buongiorno Federico, hai detto bene. Ricordiamo innanzitutto che cosa accadde quella notte all'esterno del bar Cangur. Siamo a Fener, poco distante dalla stazione ferroviaria, in un locale pubblico particolarmente affollato. Quella sera si stava svolgendo una festa latinoamericana, sudamericana. Ricordiamo che a Fener è molto presente, consistente numericamente parlando
la presenza di sudamericani che lì vivono e lavorano. All'interno del bar Antonio Costa del luogo, 56 anni, non si sa, o meglio, secondo le indagini e secondo i primissimi accertamenti, pare che Antonio Costa fosse stato visto fare degli apprezzamenti poco carini nei confronti della fidanzata di un sudamericano. Ad un tratto un lite che dall'interno del locale si sposta all'esterno. Il locale ha due gazebi, uno che dà verso la strada e una sul retro verso la ferrovia. Verso la strada ad un certo punto questa lite degenera, ma per ricostruire la vicenda ci sono stati davvero moltissimi problemi, perché innanzitutto la videosorveglianza quella sera pare non funzionasse, o meglio che avesse dei buchi importanti. Antonio Costa viene trovato morente da un avventore che in questo momento, proprio mentre vi stiamo parlando, viene sentito sia dalla pubblica accusa con il PM Alberto Primavera, che è titolare del fascicolo, sia dall'avvocato di parte civile Marchetti che dagli avvocati della difesa Marcello Stellin e Paolo Serrangeli. Vi ricordo che per l'omicidio di Antonio Costa in carcere da oltre un anno c'è Pedro Dominguez, accusato di omicidio c'è anche Junior Sanchez Sedano, che però nonostante le richieste del PM di una misura cautelare non è mai questa misura cautelare non è mai stata emessa, e comunque in aula di Corte d'Assise ci sono entrambi. In questo momento questo avventore racconta che Antonio Costa venne visto, notato portare, indossare sulla tasca, la tasca del pantalone, tasca posteriore del pantalone, una lama, un coltello. Anche su questa lama, sulla lama del delitto, ci sono stati dei dubbi anche durante le indagini. Fatto sta che la difesa è certa, praticamente certissima, dell'innocenza dell'assistito. Noi abbiamo intervistato e vi proponiamo questo contributo l'avvocato Paolo Serrangeli, naturalmente con gli aggiornamenti del caso questa sera nel corso del telegiornale. Oggi continuerà la sfilata dei testimoni, la prossima udienza è già fissata per il 10 di luglio, ci sarà poi una pausa estiva e si riprenderà con l'avvicinarsi dell'autunno per il prosieguo del processo. Vi lascio a questo contributo e poi la linea può tornare allo studio. Avvocato Serrangeli, siamo in una pausa della seconda udienza della Corte d'Assise, sta proseguendo l'istruttoria, manca un testimone che era stato convocato e non si è presentato. Come sta procedendo? Sono esauriti i testi qualificati, quindi gli agenti di PG che hanno spiegato come sono state condotte le attività investigative, sia dalle prime fasi, da quando insomma è emerso il problema. Adesso comincia invece la parte in cui vengono sentiti i testimoni diretti, cioè le persone che erano presenti. Ce ne sono numerose, stiamo procedendo con grande velocità in realtà per questo processo, proprio perché con il nostro imputato detenuto e con la profonda convinzione che sia innocente è importante riuscire ad arrivare in fondo presto, per rendere giustizia. Ecco, lei è la difesa, quindi è fermamente convinta della innocenza, dell'estraneità dei fatti dell'imputato che si trova da oltre un anno in carcere. Lo ricordiamo, c'era stato anche, lui ha dei figli, sì, certo. E vive una condizione familiare particolare, disagiata. Per i figli c'era stata anche una raccolta di fondi. Sì, c'era stata una raccolta di fondi proprio perché, mancando il capofamiglia, a quel punto mancava anche la fonte principale di sostentamento, però oltre ai due figli piccoli di 10 anni gemelli ci sono i due figli grandi che si stanno occupando di tutto e che insomma ci rendono orgogliosi. Per quale motivo secondo lei il suo assistito continua a restare in carcere? Lui è a disposizione, quindi qui c'è un omicidio comunque sia.
e che è uno dei reati più gravi, forse il più grave che si può immaginare, a parte quelli di ancora più rilevante allarme sociale. Quindi io quello che ho sempre detto a lui è di rimanere a disposizione per poter consentire l'accertamento dei fatti. È un qualche cosa che va accettato quando succedono fatti così rilevanti. Ecco perché lo accettiamo che sia in carcere, per quanto ormai oggi sempre più consapevoli della sua innocenza. Grazie allora a Tiziana Bolognani che con Alberto Pivetta ci hanno aggiornato su questa vicenda giudiziaria, abbiamo sentito anche l'avvocato, ovviamente avete sentito le prossime udienze e poi la pausa estiva, insomma, comunque noi non mancheremo di aggiornarvi. Purtroppo una vicenda di cui vogliamo parlarvi perché l'abbiamo seguita da vicino negli ultimi giorni, quindi è giusto arrivare fino alla fine, è questa scomparsa di Alex Marangon, scomparsa che si è trasformata in tragedia perché l'epilogo è stato tragico. Il giovane di Marcona era scomparso nel fine settimana a Vidor e il Piave ha restituito il suo corpo nella zona di Ciano del Montello. È stata effettuata una prima ispezione, non ci sarebbero segni di violenza. A Marcon il giorno dei funerali ci sarà anche il lutto cittadino, vediamo. Ogni già flebile speranza si è infranta poco dopo le 2 del pomeriggio, quando un corpo senza vita è stato avvistato dall'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco di Venezia, arenato su un isolotto a Ciano del Montello, nel mezzo del fiume Piave. Il tempo di raggiungerlo, e non ci sono dubbi, è il corpo di Alex Marangon, il 25enne scomparso tra sabato e domenica notte dopo aver partecipato a una festa privata all'abbazia di Santa Bona a Vidora, 4 chilometri a monte rispetto al luogo di ritrovamento. Alle 15 in prefettura Treviso era stato convocato un tavolo di coordinamento delle ricerche, poi annullato. Serviva per fare il punto dopo 3 giorni di mobilitazione in questa parte di Montello, dove non mancano luoghi impervi e la corrente del fiume è forte, a tratti violenta. Dopo l'avvistamento da parte del personale di elicottero è intervenuto anche il nucleo dei fluviali che ha portato il cadavere prima nel cimitero di Ciano e subito dopo all'obitorio di Montebelluna. Fondamentale anche il supporto della protezione civile e del soccorso alpino, tutti coordinati dai carabinieri che fin dall'inizio si sono occupati delle indagini. Il giovane si era allontanato da un gruppetto di una ventina di persone intorno alle 3 del mattino e di lui si erano perse subito le tracce. Alex aveva lasciato in auto il portafoglio e le chiavi, mentre il suo smartphone è stato rinvenuto nella camera da letto in cui avrebbe dovuto trascorrere la notte. Sul posto in questi giorni, amici e familiari, la stessa mamma aveva lanciato un appello ai nostri microfoni. Ora attorno a quella famiglia si stringe l'intera comunità di Marcon. Speravamo in un'altra notizia, eravamo tutti là in aggiornamento con le ricerche e ci aspettavamo tutt'altro, e con questo ovviamente siamo vicini alla famiglia che da adesso in poi insomma vuole stare tranquilla e viversi questo momento di sofferenza. Sul corpo del giovane è stata effettuata una prima ispezione cadaverica e non ci sarebbero segni evidenti di violenza, quindi al momento le ipotesi restano principalmente 2: il gesto estremo o la caduta accidentale compatibile con alcune contusioni riscontrate e il successivo annegamento. Servirà probabilmente un'autopsia per stabilirlo con certezza. Ogni decisione ora è in capo alla Procura di Treviso, da cui dipenderà anche il nulla osta per i funerali. Abbiamo già definito il lutto cittadino perché Alex, insomma, un ragazzo giovane, poi in questi giorni c'era tutta la comunità marconese che era in ansia ed è dovuto insomma alla famiglia, assolutamente. 12:23 minuti, Focus TG, con voi fino alle 13:30. Rimaniamo su questa pagina, la pagina che stiamo dedicando ad Alex, perché ora sentiamo anche la voce di uno dei volontari che hanno partecipato alle ricerche. Il Piave insidioso, dice Antonio Netto, che fa parte della protezione civile di Montebelluna. Ci sono state anche piogge ieri sera forti, l'acqua del Piave, guardi, è impossibile delimitarla e capire dove va e cosa fa, è sempre stato impossibile. Ecco, questo è
è la verità. Conosce bene il Piave e le sue insidie Antonio Netto, responsabile della Protezione Civile di Montebelluna, tra le realtà mobilitate nelle ricerche di Alex Marangon, il 25enne di Marcon, scomparso tra sabato e domenica nella zona dell'abbazia di Vidor. Subito le ricerche si sono concentrate sul fiume, noto tra gli addetti per alcune sue caratteristiche. Il fiume Piave purtroppo ha anche delle bocche dove c'è l'acqua un po' alta, con delle fosse, e quindi c'è il sospetto, come in passato mi ricordo benissimo 15 anni fa, un pescatore che è scivolato dentro ed è stato recuperato a Nervesa, o altri casi, perché purtroppo ci sono queste fosse, questi buchi sul fiume Piave. Da domenica alle scorse ore sono stati decine gli operatori e i volontari impegnati 24 ore su 24, sia in alveo che lungo le sponde, nelle boscaglie a ridosso del fiume. Giorni impegnativi, ha visto i vigili del fuoco impegnatissimi, l'Arma dei Carabinieri anche loro, il volontariato di protezione civile, l'AVAB e varie associazioni tutte impegnate nel territorio. Purtroppo sì, la fine è stata un po' drammatica di adesso che abbiamo appena recuperato la salma, finisce così insomma, ma la speranza su queste cose c'è sempre la speranza c'è, è indiscutibile, la speranza c'è sempre su tutto, purtroppo queste sono le cose diciamo drammatiche che succedono. Ecco, qualche aggiornamento sulla vicenda di Alex Marangon, perché la Procura ha aperto un'inchiesta, la Procura sul caso vuole vederci chiaro. La salma si trova all'obitorio di Montebelluna, dove è già stata sottoposta a un'ispezione cadaverica, ne verrà eseguita un'altra, mentre sul corpo verrà anche svolta l'autopsia che sarà effettuata tra domani e dopodomani dal medico legale Alberto Furlanetto. Il corpo presenta una lesione all'addome e una tumefazione all'occhio, quindi andrà approfondito il motivo, cioè se sono ferite compatibili tra l'altro con il trascinamento nel fiume. Quasi tutti i partecipanti alla festa all'abbazia sono stati già sentiti, l'auto del ragazzo è stata restituita alla famiglia e ulteriori accertamenti verranno svolti sul telefono cellulare del ragazzo per verificare che sono stati indirizzati gli ultimi messaggi e naturalmente anche le ultime chiamate, le ultime telefonate, quindi questi gli aggiornamenti. E ovviamente aggiornamenti che vi daremo anche noi. Adesso apriamo una nuova pagina ed è quella riferita alla tragedia della Marmolada che avvenne esattamente 2 anni fa. Con una messa domani alle 18 a Canazei saranno ricordate le 11 vittime della tragedia della Marmolada che il 3 luglio di 2 anni fa costò la vita a 11 alpinisti, 8 dei quali veneti. E a 2 anni dal disastro il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, dice: non è più un caos emotivo, ma bisogna ascoltare e capire la montagna che parla una lingua tutta sua, che va ascoltata per cogliere un insegnamento da quanto è accaduto. Il presidente parla del cambiamento climatico che non fa sconti e che per questa necessità l'uomo con spirito darwinista deve adattarsi per non soccombere, si deve insomma evolvere per non rimanere schiacciato. Gli abitanti della montagna sanno qual è il loro dovere, come sanno ascoltare e comprendere i tempi e la lingua della montagna. Devono solo essere messi nelle condizioni di abitare e curare la montagna perché possa continuare a offrire i propri servizi. Quindi insomma capirli, capire e cercare di ascoltare la montagna. Adesso, sempre sulla Marmolada, perché insomma, apriamo una pagina abbastanza intensa e approfondita, andiamo a Barbarano Mossano, perché nel Vicentino, perché qui si ricordano a 2 anni di distanza le 7 vittime, quindi Vicenza ha veramente pagato un tributo molto alto in questa tragedia della Marmolada. A Barbarano Mossano furono coinvolti 2 cittadini, cioè 7 vittime in provincia di Vicenza, a Barbarano Mossano 2, il più giovane dei 7 vicentini deceduti, Nicolò Zavatta, e uno dei sopravvissuti, Riccardo Franchini. Luisa Bertini è in compagnia del sindaco Cristiano Pretto, che all'epoca dei fatti seguì le ore di apprensione insieme alle famiglie in attesa di notizie
sui ritrovamenti, quindi Luisa ci racconta come stanno vivendo in queste ore i cittadini di Barbarano Mossano il ricordo della tragedia. Sono passati 2 anni dalla tragedia in Marmolada che ha visto 11 vittime. Il vicentino ha pagato il tributo più alto in termini di sangue con 7 vittime. Adesso ci troviamo qui a Barbarano Mossano insieme al sindaco Cristiano Pretto, perché Barbarano è stata coinvolta in maniera duplice da questa tragedia, da un lato con il sollievo e dall'altro invece con la morte del più giovane dei 7 vicentini. Come avete vissuto quel periodo, insomma un ricordo? Giorni veramente difficili, giorni drammatici per la comunità. Nicolò era un ragazzo veramente molto conosciuto per le sue passioni, per le sue, anche per i suoi sorrisi che trasmetteva sempre. Sono stati veramente momenti difficili perché sappiamo quanto tempo è trascorso prima del riconoscimento della salma e di quello appunto che è stato ritrovato sotto quello smottamento. Purtroppo è andata così. Riccardo, fortunatamente il suo amico di cordata, è tra noi e quindi purtroppo Nicolò non ce l'ha fatta. Il più giovane, quello che ha veramente messo in difficoltà la comunità, è stato proprio quello che lui sapeva dare alla comunità e soprattutto ai suoi amici giovani. E pertanto abbiamo superato questi 2 anni, però la figura di Nicolò è ancora forte nella comunità. Devo dire che ha lasciato dei messaggi importanti fra gli amici, per cui... Ecco, lei parla di messaggi perché in realtà c'è stato anche un risvolto positivo di unione proprio tra i ragazzi in ricordo di Nicolò. Davvero, davvero i suoi amici hanno costituito un gruppo, si chiama Un Posto in Cui Tornare, che ha raccolto la criticità ambientale e ha veramente unito questo gruppo di giovani, trasmettendo dei messaggi importanti fra loro nella comunità e coinvolgendo anche con iniziative veramente extracomunali di alto livello. Hanno fatto sì che la tematica ambientale sia molto... sempre al centro dell'attenzione, per cui sono stati bravi e Nicolò ha lasciato questo messaggio veramente importante. Ecco, io ringrazio il sindaco e ricordo che oggi molte delle famiglie sono ovviamente tornate in Marmolada e in Consiglio Provinciale a Trento è stato anche osservato un minuto di silenzio per questa che è stata una tragedia vissuta a livello nazionale. Grazie a Luisa Bertini, a sua ospite, grazie per aver ripercorso con noi quei momenti. È sempre bene ricordare, dobbiamo ricordare proprio per fare memoria e tesoro di quello che accade anche se si tratta di situazioni negative, ma insomma si impara sempre. E sulla vicenda della Marmolada c'è anche un ricordo che ci arriva dall'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. A 2 anni dalla tragedia della Marmolada, che cosa resta di quello che è accaduto, che insegnamenti ci ha portato anche e com'è la situazione adesso? Beh, intanto resta il ricordo delle 11 vittime che hanno perso la vita in quella giornata che doveva essere una giornata di festa, di spensieratezza e che sono state travolte da questo seracco che si è staccato appunto in quota in Marmolada. Ha fatto emergere anche il fatto che la montagna di per sé è pericolosa, non è matrigna o cattiva, è pericolosa e quindi va approcciata con il massimo rispetto e sapendo che rischio zero non esiste. E se io guardo i dati anche sui decessi che accadono in montagna a seguito di valanghe, vedo che sono decine ogni anno. Già quest'anno abbiamo raggiunto, quest'anno erano 12, l'anno precedente erano 24, senza contare appunto gli 11 della Marmolada. Quindi c'è un numero di persone che ogni anno perde la vita in montagna e questo ci fa pensare che la montagna necessita intanto di un approccio che sia responsabile. Peraltro quelle persone, alcune di quelle che sono decedute erano molto esperte, quindi è per questo che dico che il rischio zero non esiste e noi dobbiamo fare di tutto per mitigarlo, ma non possiamo azzerarlo. Però alcune volte vediamo anche delle persone che si avventurano in montagna in maniera diciamo un po' così spavalda
e questo può creare grossi problemi soprattutto a loro, ma anche, io vorrei ricordare, ai soccorritori che poi devono intervenire. Peraltro nella Marmolada c'è stato un dispiegamento di mezzi, uomini che sono intervenuti immediatamente, c'erano 2 province autonome e una regione che sono intervenute con diversi elicotteri, sia del SUEN 118 che della Protezione Civile. Più di 300 erano le persone nelle prime ore che sono intervenute, e quindi la macchina di soccorsi è assolutamente collaudata, che ha funzionato e che è riuscita anche in imprese direi quasi miracolose, no? Ricordo per esempio quella persona fu recuperata, portata all'ospedale di Treviso e che aveva una temperatura corporea bassissima, tanto da far dire che insomma le speranze erano pochissime e che invece si è ripresa. Insomma, quindi ci sono anche qualche aspetto positivo in quella vicenda, e quindi io mi sento anche di ringraziare tutti i soccorritori che hanno esposto a un rischio rilevante la propria incolumità, e da cui appunto l'appello: quando si va in montagna pensarci bene, guardare le previsioni meteo, avere attrezzatura adeguata, perché se poi ci si mette in difficoltà mettiamo a rischio anche i soccorritori. Questa tragedia ha anche aiutato ad una presa di coscienza nel modo più drammatico possibile del fatto che i cambiamenti climatici che stiamo vivendo stanno anche modificando la montagna. Ma stanno modificando tutto, stanno modificando la montagna d'inverno ed estate. I crolli dolomitici ci sono sempre stati, basta guardare le Dolomiti, i ghiaioni, ma se pensiamo anche alla colata detritica accaduta ieri in comune di Val di Zoldo, vediamo che l'intensificarsi di questi eventi è sempre maggiore. A breve presenteremo uno studio fatto dall'Università di Padova con il professor Marani che evidenzia proprio questo intensificarsi, e questo obbliga anche le pubbliche amministrazioni ad adattarsi, come si suol dire, ai cambiamenti climatici con tutta una serie di interventi. Ricordiamo, grazie a Filippo Fois e all'assessore Bottacin, ricordiamo che tante sono le iniziative legate a questa tragedia. Andiamo infatti nell'Alta Padovana, dove la famiglia, gli amici di 2 delle vittime, Davide Miotti e la moglie Erika Campagnaro, ricorderanno con una marcia non competitiva sabato quello che è accaduto lungo le strade di Cittadella. Perché la decisione di questa marcia competitiva che è diventata un evento sportivo vero e proprio? Perché Davide ed Erika sono con noi da 2 anni, e sono tanti gli amici che ci hanno supportato in questi 2 anni, e quindi noi vogliamo non fare in modo che la loro scomparsa sia una tragedia che non può essere colmata con l'amore che loro hanno creato e con le amicizie che sono davvero tante. In cammino per ricordare Davide Miotti ed Erika Campagnaro è il fratello di Davide, Luca, a spiegarci i motivi che dopo la passeggiata quasi spontanea dello scorso anno ha portato lui, i figli della coppia Karen ed Ettore e molti amici a organizzare per sabato prossimo 6 luglio a Cittadella una marcia non competitiva in onore di Davide ed Erika, morti 2 anni fa alle 13:43 del 3 luglio, travolti da 63.000 metri cubi di ghiaccio e rocce trascinati a valle per oltre 2 chilometri sul ghiacciaio della Marmolada. Vitali entusiasti, amanti della montagna. Davide, esperta guida alpina, con la moglie gestiva un negozio di articoli sportivi. Legati per la vita, la sorte li ha legati anche negli ultimi attimi di vita. Domani un momento per pochi intimi. La famiglia tornerà sulla Marmolada per portare dei fiori su quella croce che porta i loro nomi, voluta dal papà di Erika. Ci sarà un momento di raccoglimento, adesso stiamo anche guardando le condizioni meteo perché sembra che ci siano rovesci temporaleschi, forse anche importanti, quindi vediamo. Però vogliamo tornare perché quello che rimane è la testimonianza e il ricordo di una passione che comunque univa Davide ed Erika, ed è stata fino alla fine la loro passione. Avevano fatto della passione per l'alta montagna il loro lavoro, una passione per l'attività e lo sport che Davide ed Erika hanno trasmesso ai loro figli, che con tanti amici li ricorderanno sabato. La marcia inizierà alle 8, ma già dalle 18:30 arriveranno le persone per l'iscrizione, e vuole essere un appuntamento costante, annuale, insieme a Karen, insieme a Ettore, insieme ai tanti amici che saranno presenti, e cammineremo silenziosamente insieme per portare questo ricordo insieme.
Anche il sindaco di Roccapietore è intervenuto per ricordare quello che è successo, lo ha fatto dai microfoni di Ring e quindi sentiamo anche il suo contributo. Quello che accade ai ghiacciai alla Marmolada, molto ne parliamo ancora adesso, ovviamente poi a maggior ragione in questa ricorrenza, è irreversibile? Questa che viviamo adesso è la fase finale, è un malato terminale, io credo che non ci sia niente da fare, questo che vediamo, le immagini che vediamo sono una testimonianza di un disfacimento vero e proprio del ghiacciaio che rimane, insomma. È già successo nel Medioevo, il ghiacciaio si è poi riformato attorno al 1300, 1400, 1500, adesso io non sono chiaramente uno specialista, però attorno al 1500 ha avuto un culmine alla fine del 1700 e poi già dal 1850 il ghiacciaio ha avuto una fase di regressione. E allora le parole del sindaco di Roccapietore, che ovviamente è profondo conoscitore della montagna, di questi luoghi, dal ricordo della tragedia all'attualità, alla cronaca, perché questa notte si è concluso attorno alle 2 un intervento che ha visto impegnati il soccorso alpino di Auronzo e l'elicottero di Bolzano del soccorso nel recupero di 2 alpinisti rimasti incordati al rientro della scalata della Torre Wundt sui Cadini di Misurina. I 2 alpinisti, un moldavo di 35 anni e una romena di 30, sono arrivati in cima, hanno iniziato a scendere in corda doppia, ma hanno sbagliato perché il rientro si effettua a nord, dalla parte opposta, di conseguenza non sono stati più in grado di proseguire la discesa in parete. Hanno lanciato una richiesta di aiuto tramite il sistema satellitare che invia le coordinate della persona che lo attiva e lancia un SOS. E allora sono arrivati dalla centrale, pensate, della Guardia Costiera, i soccorritori che hanno individuato la coppia, usando anche dei droni con termocamera, in dotazione del soccorso alpino. Date le condizioni meteo in peggioramento, si è deciso di chiedere aiuto all'elicottero che è decollato con campo base a Misurina, ha provveduto al recupero di entrambi con il vericello, quindi anche per capire quanto siano state complesse le operazioni di salvataggio, ma anche quanto la tecnologia possa aiutare, perché insomma operazioni del genere fino a qualche anno fa erano impensabili. Abbiamo fatto aspettare anche troppo Heidi Kalimann, quindi chiusa la pagina della Marmolada, andiamo subito da lei che con Tommaso Migotto ci parla di quello che sta accadendo nella galassia Benetton da un punto di vista lavorativo. Ciao Heidi, a te. Federico, buongiorno e buongiorno ai telespettatori. Siamo a Ponzano davanti a Villa Minelli, quartier generale del gruppo Benetton, dove ieri c'è stato un incontro tra le rappresentanze sindacali e i delegati dell'azienda, i quali hanno proposto, il gruppo Benetton ha proposto un contratto di solidarietà al 40% per i dipendenti. Delle rappresentanze sindacali era presente anche il nostro ospite Gianni Boato della FEMCA CISL Belluno Treviso. Un no deciso, sindacati uniti contro questa proposta, perché? Quali le vostre condizioni? Beh, sostanzialmente sono 2 le motivazioni per cui abbiamo rimandato a un'altra seduta l'incontro e un possibile accordo. La prima è che la richiesta di utilizzare i contratti di solidarietà per un 40% rispetto all'orario di lavoro per oltre 1000 persone ci sembra una misura oltremodo pesante rispetto ai sacrifici che si chiedono ai lavoratori. L'altro aspetto è una questione di metodo, nel quale noi ieri aspettavamo anche, parallelamente alla richiesta di sacrificio, quello che sarebbe stato l'idea di sviluppo e l'idea dei prossimi 3 anni dell'amministratore delegato e del nuovo gruppo, per capire dove andiamo. Non si chiedono i sacrifici se non mi dici anche cosa dobbiamo fare e quali sono i progetti dell'azienda. E dunque quali sono le vostre condizioni? Prima ci diceva è una proposta, non è ancora stato definito nulla, ma di fatto c'è un nuovo incontro tra 9 giorni. Quali le condizioni che porrete? Noi abbiamo, intanto non c'è una questione conflittuale ancora, perché abbiamo rimandato al mittente questa proposta
e da parte dell'azienda c'è stato, come dire, una promessa di revisione rispetto a quello che ci è stato portato ieri. Quindi siamo fiduciosi rispetto al 15 che ci sia una proposta più moderata. Detto questo, noi sostanzialmente chiediamo all'azienda di ridurre la percentuale di solidarietà, che significa ridurre il disagio ai lavoratori e, come dire, aiutare a colmare il gap tra la differenza del salario rispetto all'incidenza della solidarietà e quindi integrare magari la retribuzione al 100%. Quali le vostre preoccupazioni? Beh, le nostre preoccupazioni sono di due tipi. Il primo, l'ammontare dei disagi e quindi la salvaguardia dell'aspetto salariale dei lavoratori. Ma quello più grande riguarda il futuro di Benetton, perché il sogno di tutti i lavoratori che ormai da oltre 10 anni vedono i bilanci in difficoltà è quello di ritornare ad essere un'azienda performante e famosa in tutto il mondo per la qualità e per quello che esprime nel prodotto che porta. E quanti lavoratori saranno coinvolti da queste misure, se verranno approvate? Beh, per quello che ci è stato detto, a parte gli operai, diciamo che il sacrificio cade soprattutto nella parte impiegatizia, stiamo parlando di oltre 1000 persone, tra Ponzano e Castrette. E quindi tra 9 giorni l'incontro e cosa ci dovremo attendere? Beh, ci dovremo attendere dei numeri diversi rispetto ai sacrifici chiesti ai lavoratori e poi un chiarimento rispetto anche ai 3 piani con cui l'amministratore delegato Sforza ci aveva indirizzato, e cioè un ragionamento che riguarda i canali di distribuzione, un ragionamento che riguarda il timing dell'operation, quindi la capacità di produrre ed essere veloci in risposta al mercato, e l'ultima, la collocazione del prodotto in un'ottica di efficientamento qualità-prezzo. Come sindacato avete già sentito qualche lavoratore? Quali sono le prime impressioni? No, beh, questa mattina noi abbiamo diffuso il comunicato ai lavoratori e le reazioni sono state quelle un po' di preoccupazione, perché è evidente che rispetto a un taglio del salario abbastanza importante, insomma, i lavoratori si preoccupano, quindi ci viene chiesto unitariamente di tenere duro rispetto ad alcuni aspetti. Questi gli aggiornamenti da Ponzano Veneto sul caso Benetton e su questa proposta da parte del gruppo per i lavoratori. Federico, se non hai domande, con l'aiuto di Tommaso Migot ti restituirei la linea. Grazie Edi, no, perfetti, siete stati chiarissimi, grazie anche a Tommaso naturalmente che era con te. E ovviamente insomma da quello che capisco è una situazione in divenire e quindi certamente non mancheranno gli aggiornamenti. In divenire, molto in divenire, quello che accade a Trieste, dove c'è la settimana sociale dei cattolici e dove oggi è previsto l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella e domenica la presenza del Santo Padre per la Messa, quindi insomma sicuramente un periodo, una settimana, 4 giorni, anzi 5 giorni veramente molto molto intensi. Vediamo. E anche riscoprire la bellezza di quello che siamo, un popolo che vuole partecipare e contribuire alla crescita della città, alla crescita di questo mondo, ma anche nel nome del Signore. 5 giorni di confronti, dibattiti e riflessioni. Trieste è pronta alla 50ª settimana sociale dei cattolici. Domani la cerimonia di apertura con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul palco di Piazza Unità. Papa Francesco concluderà la 50ª edizione dell'appuntamento domenica con la messa solenne celebrata su quel palco di oltre 60 metri, al cuore della democrazia, per avvicinarsi ai più bisognosi e per far luce sui grandi temi. Tanti gli eventi in programma. Tra le persone che incontreranno in forma privata Papa Francesco ci saranno anche le 2 sorelline palestinesi venute da Gaza e la loro mamma. Sono la piccola Maya, che in realtà è nata a Trieste il 1° maggio scorso, e la sorellina di 4 anni affetta da una gravissima patologia. Abbiamo dei valori forti da condividere, con i quali camminare insieme. Sono esperienze che ci vogliono portare a camminare, a costruire, a partire anche da un riconoscere, sì certo siamo contenti, viene Mattarella, viene il Papa Francesco, però pensare che Dio è sempre con noi e tante volte ce lo dimentichiamo, ed è anche nei nostri fratelli, in quelli più vulnerabili, in quelli più fragili, partecipare a riscoprire anche un mondo un po' più bello che è quello che Dio ci ha
affida e vogliamo costruirlo, e insieme con tutti, non in contrapposizioni sterili che talvolta sanno tanto di ideologie ma che stanno stancando le persone, vediamo la disaffezione, e invece guardare alle persone concrete, anche ai loro problemi, alle loro ferite, e cercare uno stile nostro, anche di cristiani, anche di chiesa. Per la città di Trieste, per l'intera nostra regione, questa è una manifestazione davvero importante che consente di avere una ribalta nazionale. Tra l'altro al cuore della democrazia è anche una grande occasione per riflettere, per ragionare, per elaborare delle idee per il futuro, e quindi non c'è solo la ribalta nazionale che il Presidente della Repubblica e il Santo Padre regalano a questa città, ma c'è davvero una grande opportunità per tutti di poter riflettere, ragionare, confrontarsi in una visione pluralista della società ed elaborare delle idee per il futuro. Riprendere la cara vecchia abitudine a ragionare. Bene, allora siamo tutti in attesa di vedere quello che accadrà a Trieste, grazie anche ai nostri colleghi di Tele4 che seguiranno tutti questi eventi naturalmente, poi noi vi riporteremo un po' di riassunti di quello che accade. Ci fermiamo per un attimo, breve pausa, poi Focus TG torna fino alle 13:30. 12:53, torna Focus TG, abbiamo ancora una quarantina di minuti, poco meno, da trascorrere insieme. Abbiamo aperto e chiuso un'ampia pagina dedicata alla tragedia della Marmolada, di cui scusate, ricorrono i 2 anni, poi abbiamo parlato di quello che è accaduto in questi giorni dopo la ricerca e purtroppo il ritrovamento di Alex, il ragazzo che era scomparso e che è stato restituito cadavere purtroppo dal Piave, e poi tante altre notizie, tanti altri collegamenti, l'ondata di furti a Padova. Adesso torniamo a Padova per la cronaca con la cosiddetta truffa del falso incidente. Sono stati restituiti dalla Polizia di Stato 50.000 euro di preziosi a 2 vittime padovane, quindi la gioia per loro di aver recuperato questi oggetti dall'inestimabile valore affettivo. La soddisfazione non solo di vedere bloccati i 2 truffatori, ma anche di poter riavere tutto il maltolto. 2 signore padovane, vittime della truffa del falso incidente, hanno ricevuto dai poliziotti tutti i gioielli che erano stati loro sottratti dai malfattori. Un 23enne e un 18enne, entrambi campani, fermati in stazione a Roma mentre in treno facevano ritorno a casa. Le 2 truffe sono state commesse a Padova il 13 maggio e l'11 giugno scorsi. Nel primo caso ad essere truffata era stata una 87enne padovana, a cui il 23enne aveva portato via anelli, bracciali e collanine d'oro. Il giovane si era presentato come un sedicente maresciallo dei carabinieri che doveva riscuotere una somma di 9.000 euro per risarcire i danni che la nipote della donna aveva provocato in seguito ad un incidente. Il 23enne, approfittando dell'agitazione dell'anziana, aveva rubato anche il bancomat prelevando somme di denaro, una mossa che però aveva consentito ai poliziotti della squadra mobile Euganea di risalire a lui e di bloccarlo con 1.000 euro appena prelevati. La seconda vittima invece è una 60enne dell'Arcella, a cui il 18enne campano aveva portato via 40.000 euro di gioielli. Il ragazzo, individuato grazie alle telecamere di sorveglianza della zona in cui vive la 60enne, è stato anche lui bloccato dalla polizia ferroviaria a Roma. Dopo aver recuperato tutta l'area furtiva, finalmente i poliziotti hanno riconsegnato alle vittime i loro averi, preziosi non solo per il loro valore economico, ma soprattutto per quello affettivo. Certo, è proprio così, il valore affettivo di questi oggetti spesso non ha limiti, e quindi complimenti alla polizia per il lavoro e per soprattutto la capacità di restituire questi oggetti alle vittime. Una pagina dedicata ai giovani e alla criminalità, purtroppo protagonisti in negativo in questo caso, con risse, furti, rapine. Il questore di Venezia, in relazione ad alcuni fatti avvenuti a Jesolo, nelle località balneari del nostro litorale, ha fatto scattare Daspo e fogli di via.
Il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha messo in atto una serie di misure preventive per contrastare l'ondata di violenza giovanile che ha colpito Jesolo e altre località balneari del litorale, emettendo 10 misure preventive, tra cui 3 fogli di via obbligatori e 7 DASPO Willy, tutti rivolti a minorenni coinvolti in atti di violenza e pericolosità. Durante la notifica dei provvedimenti è stata presente una psicologa della Polizia di Stato a supporto delle famiglie nel comprendere le reazioni e i comportamenti dei giovani. Tra le azioni intraprese, un foglio di via è stato emesso nei confronti di un individuo sorpreso a girovagare con un coltello da cucina per le vie di Jesolo. Altri 2 fogli di via sono stati emessi per 2 adolescenti implicati in piccole rapine ai danni di coetanei. In un'operazione congiunta con Carabinieri e Guardia di Finanza è stato scoperto un gruppo di 7 giovani che avrebbero circondato e derubato altri ragazzi utilizzando un bastone e una sciabola. 3 minorenni sono stati inoltre inseguiti e fermati da un agente di polizia. Tutti i coinvolti sono stati sottoposti al DASPO Willy, un provvedimento che mira a prevenire ulteriori comportamenti antisociali. Il numero di fogli di via emessi nella provincia di Venezia nei primi 6 mesi del 2024 è salito a 124, quasi il doppio rispetto ai 70 dello stesso periodo dell'anno precedente. Anche i DASPO Willy hanno visto un incremento significativo, passando da 5 a 24. E sempre giovani protagonisti negativo anche a Padova, dove grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle indagini della polizia sono stati fermati 2 giovani accusati di aver commesso una rapina in Piazza del Duomo a Padova. Vi facciamo tanto male, tirate fuori tutto, vogliamo tutti i soldi, vi tagliamo. Queste le frasi con cui un 18enne italiano e un 15enne irregolare sul territorio nazionale hanno minacciato 2 giovani in Piazza Duomo a Padova lo scorso 27 aprile. Si sono passati anche un dito lungo il collo mimando il taglio della gola e mettendo le mani in tasca come se volessero prendere dei coltelli. I 2 hanno strappato inoltre di mano il casco ad uno dei 2 rapinati e hanno colpito la visiera dell'altro. Bottino, 50 euro. I 2 rapinatori hanno fatto anche un giro per le piazze con il motorino di uno dei 2 rapinati. Pensavano di averla fatta franca, ma i poliziotti della squadra mobile hanno incrociato le immagini delle telecamere comunali con i profili social di alcuni giovanissimi già noti alle forze dell'ordine. Gli agenti, mostrando alcuni profili alle vittime, sono riusciti a risalire ai 2 autori della rapina. Il più adulto dei 2, il 18enne, è ben noto alla polizia, già sotto processo al Tribunale dei minorenni di Venezia per aver 3 anni fa, quando era ancora minorenne, aggredito e minacciato di morte un altro giovane. Il febbraio scorso, controllato al Parco Santa Rita di Padova, era stato sorpreso dagli agenti della squadra mobile in possesso di un coltello a serramanico. Il questore di Padova lo aveva per questo ritenuto socialmente pericoloso, emettendo nei suoi confronti un avviso orale. Dopo questo ulteriore episodio ne ha disposto il divieto di ritorno nel comune di Padova per 4 anni. Entrambi i rapinatori sono stati denunciati. E siamo arrivati all'1, alle 13 e cambiamo pagina. Andiamo a Bassano dove c'è qualche problema di ordine pubblico in centro, a Bassano appunto, con addio al celibato oltre al limite, movida Fracassona, degrado, insomma una delle prime sfide a cui è chiamata la nuova amministrazione di Bassano con il sindaco Nicola Finco. Certamente l'amministrazione di Nicola Finco dovrà prendere in mano le grandi incompiute cittadine, dal nuovo teatro al Genius Center e giù fino all'ascensore di Viale dei Martiri. Ma il nuovo sindaco si troverà a gestire nei suoi primi giorni di mandato un'altra situazione che rischia di degenerare in vera e propria emergenza, fra movida Fracassona, degrado nel salotto buono cittadino e addio al celibato che oltrepassano i limiti della decenza e del decoro. L'ultima esagerazione in ordine di tempo risale al fine settimana, quando i festeggiamenti prematrimoniali di un giovane si sono trasformati in una irrispettosa parodia della Passione di Cristo, con tanto di travestimento in tema. Per di più, il gruppo ha abbandonato fra Angarano e il Ponte una scia di particole che, pur non essendo consacrate, hanno rappresentato un vero schiaffo per la città.
Qualche ora dopo c'è stata parecchia tensione fra gruppi di giovanissimi sempre dalle parti del ponte e c'è chi parla di una scazzottata e di una rumorosa fuga di ragazzini coinvolti nella rissa nella via del centro storico. Per non parlare delle continue segnalazioni che arrivano dai residenti stanchi di trovarsi fra i piedi gli esiti della trasformazione di alcune zone in veri e propri Vespasiani fuori ordinanza. Idem per danni ai palazzi, vetri rotti, bottiglie abbandonate e tanto altro ancora, che va a cozzare con l'immagine da cartolina di Bassano. Una bomboniera che richiama nel fine settimana un turismo tutto speciale, quello di chi ha voglia di trascorrere una serata in un luogo magico, in un circolo virtuoso in grado di alimentare l'economia del territorio e il prestigio della città. Viceversa, il moltiplicarsi di situazioni al limite e pure oltre, come si è visto di recente, potrebbe innescare un circolo vizioso potenzialmente devastante. Il tema è già nell'agenda del nuovo sindaco, che non avrebbe alcuna intenzione di lasciar correre quel che corre incontrollato da troppo tempo ormai, dal ponte alle piazze. Sentiamo però anche i bassanesi cosa ne pensano dopo questi episodi, in particolare quello dell'addio al celibato blasfemo, e a quanto pare sono amareggiati e delusi. Sentiamo le voci raccolte da Chiara Gaiani. Deturpano il paesaggio, deturpano il ponte, lo rovinano, non portano niente a Bassano al Grappa. È ora di smetterla con un'azione dura e semplice, tanto si sa che arrivano al sabato sera principalmente, basta aumentare un po' di controlli, non tanti, una pattuglia e applicare la legge. Come non si può andare in bici, non si può transitare gente ubriaca o che deturpa tutto quanto. Scene di cattivo gusto e grande mancanza di rispetto. È amareggiato e deluso chi gestisce un'attività a ridosso del Ponte Vecchio. Episodi come quelli di sabato scorso, quando gli amici del futuro sposo hanno accompagnato il suo passaggio con una scia di particole non consacrate, continuano a ripetersi. Diciamo che c'è un po' di mancanza di rispetto per quello che è il valore che rappresenta, diciamo, il ponte, anche perché la maggior parte delle feste viene fatte qui sul ponte e di conseguenza a volte non è idoneo. Finché si rimane una goliardata può anche essere una cosa simpatica. Perché ultimamente mi sembra che le persone stiano un po' esagerando, capisci, con tutte queste cose qua, e scadono sempre nel cattivo gusto. Scene che non fanno bene neppure i turisti, aggiungono i commercianti, e i cittadini. Sono un po' volgarotti come scelta. Sì. C'è altro modo per festeggiare? Stile. No, non è di gran stile, no, una cosa del genere. Se la ricorderanno per un po' e se ne vergogneranno quando hanno qualche anno in più. Non è un locale dove festeggiare certe cose, penso io. Chi non condanna invita almeno a pulire. L'importante è poi quello che si deve tirare su di quello che rimane per terra. Questo sarebbe da fare, no? Se loro hanno fatto questa festa e poi di là c'è tutto molto lo sporco, non va mica bene. Ma se c'hanno lo spassinetto, quella scopetta che tira su tutto, ora si può anche fare, dai. Però bisognerebbe sempre chiedere alle autorità che ti diano il consenso. Cambiamo argomento, andiamo a Venezia con i 900 euro di multa e il DASPO dalla città. Pugno duro contro il turista lituano che si è tuffato in Canal Grande. È il problema del cosiddetto turismo cafone che si ripresenta, un fenomeno che ha anche una soluzione difficile. Sentiamo. È logico che la polizia non può essere dappertutto, c'è gente che fa di tutto qui a Venezia, è difficile seguirli. Arrivato in treno da Verona è rimasto il tempo di un bagno prima di essere invitato a togliere il disturbo ripescato dagli agenti della polizia locale in mutande dopo essersi tuffato sul tratto del Canal Grande di fronte alla stazione. La visita a Venezia di un lituano sull'orlo della cinquantina è finita con una multa da 800 euro più altri 100 di DASPO. Per fortuna sono intervenuti subito anche per la sicurezza della persona, perché purtroppo l'alcol, il caldo, il sole che batte in testa con queste persone ormai qua a Venezia è un disastro e che rischiava anche di essere messo sotto magari da qualche mezzo che passava, quindi veramente sono persone stupide che vengono a Venezia e qualcuno viene anche spinto per andare a finire sui social e altre cose, quindi insomma dobbiamo lottare con queste
queste persone così stupide che vengono a Venezia. A Venezia lo chiamano turismo cafone e cresce proporzionalmente ai visitatori, vale a dire di continuo. Pur essendo una minoranza, con i numeri di Venezia, dove a fine stagione si ragiona in termini di milioni di passaggi, anche una piccola percentuale di turisti cafoni può fare parecchio. Negli ultimi anni si è assistito ad un campionario che spicca di volta in volta per inventiva, audacia, pericolosità, sgradevolezza, ignoranza, insolenza e chi più ne ha più ne metta. Ma il vero problema forse è che i gesti più eclatanti rappresentano solo la punta dell'iceberg di una folla che per esempio d'estate gira in costume o in canottiere infradito, mangia per strada, si ubriaca, canta in coro, sporca, fenomeni che oltre che esasperare i residenti allontanano anche il turismo di qualità. E grazie a Filippo Fois per questo punto della situazione sul così, turismo cafone come l'abbiamo definito. Adesso andiamo a Padova, una pagina un po' legata anche agli spostamenti, alle strade, agli incidenti che apriamo con il cantiere del SIR 3, la linea del tram che in estate quest'estate vede il cantiere arrivare all'incrocio Gozzi-Trieste. Dall'8 luglio parte il cantiere senza modifica alla viabilità attuale e poi ad agosto verrà chiuso l'incrocio. I cantieri del tram per realizzare la seconda linea, la SIR 3 che collegherà Volta Barozzo con la stazione, subiscono una modifica. È stato deciso che tra luglio e agosto si effettueranno i lavori nei punti più critici per la viabilità, lasciando temporaneamente da parte quelli lungo via Morgagni, che hanno avuto un impatto minore nonostante la chiusura di una corsia. Da lunedì 8 luglio, quindi approfittando della chiusura di Ponte Omizzolo, inizieranno quelli nel tratto di via Gozzi fino all'incrocio con via Trieste. Ma abbiamo visto quando da aprile abbiamo chiuso che in realtà il traffico non ne ha risentito particolarmente e quindi adesso ci concentriamo su un'altra area che è già chiusa, quella di via Gozzi a fianco del ponte Omizzolo, che abbiamo recentemente chiuso, andando a spostare la squadra che avrebbe dovuto lavorare su Morgagni su quest'area chiusa, cercando di sfruttare appunto questo cantiere del ponte Omizzolo. Verranno realizzati i sottoservizi e verrà posizionata la piattaforma. Ad agosto, quando la città si svuoterà ulteriormente, verrà chiuso l'incrocio tra via Trieste e via Gozzi. Lavoreremo con 3 turni di 24 ore, quindi 24 ore su 24, per cercare di velocizzare quello che è un incrocio, quindi uno degli elementi un po' più delicati della viabilità cittadina. Ecco come cambierà la viabilità in quel punto. Da via Trieste si svolterà a sinistra verso via Scrovegni, dove a un certo punto troveremo la rotatoria dove ci manderà verso via Trieste per andare nel parcheggio di nuovo, che verrà aperto dal senso opposto di marcia. Poi si può andare verso Tomaseo, dove ci sarà la rotatoria che ci porterà verso la stazione. Verso Ponte Milani, per andare all'ospedale, resterà aperta una sola corsia d'emergenza utilizzabile esclusivamente dalle ambulanze. Sempre ad agosto verranno aperti i cantieri all'incrocio tra via Sografi e via Porcellini. Entro settembre dovranno essere conclusi con il posizionamento delle piattaforme. Per fine agosto verrà invece varato il nuovo ponte di Volta Barozzo. L'assessore Ragona in queste settimane ha monitorato il traffico. I ritardi nelle ore di punta non superano i 5 minuti e così risponde ad Ascom, l'associazione dei commercianti, che chiede la sospensione della ZTL e T-Red nei periodi dei cantieri. Io credo che quando si ristruttura casa ci sono sempre dei disagi, ma la si fa per farla più bella. In particolare abbiamo avuto 2 giorni un po' di traffico elevato. Uno era il primo giorno quando abbiamo chiuso le vie, quindi la gente si doveva abituare, e uno era un giorno in cui ci sono stati degli incidenti e un forte pioggia durante l'ora di punta. Ecco, quindi credo che trarre conclusioni sul invitare a togliere i T-Red e quindi invitare gli automobilisti a passare col rosso, perché questa è la proposta di Ascom, c'entri ben poco. Non capisco come invitare a fare le auto a passare col rosso possa aiutare la questione dei cantieri. Sempre strade, piste ciclabili, anzi per la precisione in questo caso, con il vicepresidente della seconda commissione consigliare permanente della regione, Jonathan Montanariello, ha presentato il progetto ciclabile Adige-Brenta-Chioggia e quindi cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.
L'ambizioso percorso ciclabile presentato a Palazzo Ferrofini da Jonathan Montanariello del Partito Democratico è lungo 10 chilometri, collega i territori di Rosolina e Chioggia seguendo le rive dei fiumi Adige e Brenta. Una pista ciclabile in grado di offrire agli abitanti delle frazioni di Chioggia una strada sicura, evitando la pericolosa strada Romea. È un progetto che mette insieme una pista ciclabile che va dall'Adige al Brenta, è un progetto che nasce dai territori con le migliori esperienze progettuali dei territori di Sant'Anna, con una collaborazione con i territori delle frazioni di Cavanella, con Rosolina. È un progetto che non ha nulla a che vedere con l'Avento, che è un'importantissima pista ciclabile, ma che taglia esternamente i nostri territori. Il progetto Adige-Brenta-Chioggia rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile. Una ciclabile sicura permetterebbe sia ai cittadini residenti che ai turisti di attraversare il nostro territorio a sud della Laguna di Venezia in tutta sicurezza, senza ansie o paure, anche per l'attraversamento della strada statale Romea, che è una delle più pericolose d'Italia. La ciclabile offre un percorso urbano facilmente raggiungibile anche per i turisti provenienti dai campeggi. Lungo il tragitto potranno trovare locali aperti, assistenza tecnica per le biciclette e ammirare le numerose bellezze artistiche e architettoniche dei territori. Il progetto unisce diversi territori promuovendo la mobilità sostenibile e il turismo slow, contribuendo al benessere sociale della comunità. Per noi che gestiamo strutture ricettive all'aria aperta, che rappresentiamo a Chioggia un'utenza importante che ama viaggiare in bicicletta, noi facciamo circa 1 milione di presenze all'anno, mettere a disposizione i nostri territori e la conoscenza dei nostri territori in maniera sicura e vivendo all'aria aperta è per noi un progetto da sostenere e molto ambizioso. Adesso sentiamo il presidente dell'ACI di Padova, al microfono di Francesco Rattai, che interviene sulla delicata situazione della statale Romea, come sapete teatro di numerosi e gravi incidenti, l'ennesimo è avvenuto proprio nelle scorse ore. L'incidente di domenica sera lungo la Romea, in cui ha perso la vita il motociclista 41enne Giovanni Luca Lo Martire, originario di Taranto ma residente a Monfalcone, è il quinto incidente mortale lungo quella strada negli ultimi 43 giorni. Una via frequentatissima, soprattutto in estate, che, come certifica l'ACI, è tra le strade più pericolose del Veneto. La Romea è un enorme problema. La Romea è un enorme problema perché quando è stata concepita non aveva previsto di essere così utilizzata in questa maniera. Ormai la Romea è quasi al collasso, questo provoca incolonnamenti e un fermo sosta, se così possiamo dire, di qualche mezz'ora, di qualche ora per fare tratti di 10, 15, 20 chilometri. La strada statale 309, che da Mestre arriva a Ravenna, non è più adeguata ai carichi di traffico che deve sopportare. Servono la duplicazione delle corsie per ogni senso di marcia, serve ovviamente uno spartitraffico centrale in modo tale che la gente non superi le macchine in colonna che devono defluire dal mare, eccetera, eccetera. Questo è il problema dell'ultimo, per esempio, incidente drammatico, doloroso. Gli autovelox potrebbero aiutare, ma attenzione, dice il presidente dell'ACI Ugania, non devono essere strumenti per fare cassa, ma per far rispettare la legge. I velox servono quando sono autorizzati dal prefetto su valutazione della polizia stradale. Tutti gli altri velox che non seguono, parlo di velox ovviamente omologati, tutti gli altri velox che non seguono questo iter e quindi gli enti locali li possono installare perché li utilizzano per far cassa, perché li utilizzano con la scusa di ridurre la velocità, eccetera, eccetera, non ci credo più di tanto, creano dopo questi problemi che noi condanniamo ovviamente. Fleximan non è questa la maniera di creare quell'equilibrio serio che deve esserci tra istituzioni e cittadini. Restano stabili le condizioni di Chiara Tombolato, la moglie di Davide Baggio, l'uomo di Cittadella morto in un incidente stradale in Egitto. La donna verrà nuovamente operata prima di rientrare in Italia.
Potrebbero partire presto per l'Egitto i familiari di Davide Baggio e Chiara Tombolato, i due coniugi di Cittadella coinvolti in un drammatico incidente mentre erano in vacanza ad Hurghada nel Mar Rosso. Le condizioni di Chiara Tombolato sono stabili, dovrà subire un'ulteriore operazione prima di poter prevedere per lei un rientro in Italia. I familiari poi dovranno sbrigare anche tutte le pratiche burocratiche per cercare di rimpatriare al più presto, entro almeno 10 giorni, il corpo di Davide Baggio che nell'incidente ha perso la vita. I due coniugi infatti erano a bordo di un'auto guidata da un privato, stavano andando a visitare Luxor, una gita programmata, dovevano essere a bordo di un pullman ma i posti erano esauriti e così avevano noleggiato la vettura. I familiari, chiusi nel dolore a Cittadella, si stanno organizzando per la partenza a breve e hanno già preso contatti con il consolato e l'ambasciata italiana in Egitto. Grazie a Valentina Visentin per questi aggiornamenti. Ultima breve pausa, poi torniamo e fino alle 13:30 ancora cronaca. Studio per l'ultima parte di Focus TG andiamo nelle basi americane, non ci andiamo fisicamente, ma insomma ci facciamo portare da Carlo Inghilleri perché nelle basi americane in Europa è scattato un allarme, l'allerta elevata, il livello di vigilanza per il pericolo terrorismo si è innalzato e ovviamente ci sono le basi vicentine che sono interessate. Allarme terrorismo. Il livello di sorveglianza delle basi militari americane in Europa si alza da Bravo a Charlie, uno stato di allerta che verrebbe applicato quando potrebbero esserci minacce imminenti e che coinvolge anche la città in cui la presenza americana in Italia è più forte, Vicenza. È evidente che Vicenza da questo punto di vista è in una situazione particolare perché è in questo momento la città italiana maggiormente interessata dalla presenza di truppe americane, di siti militari americani e quindi è importante questa attività di intensificazione dei controlli, è importante che i vicentini possano sentirsi sicuri e possano sapere che c'è comunque un controllo costante e vigile di questi siti così delicati. Allerta innalzata alla caserma Ederle e alla caserma del DIN. L'ultima volta che in Europa si è raggiunto il livello di sorveglianza Charlie, il secondo più alto, è stato anni fa, in occasione degli attentati lanciati dall'ISIS nelle città europee. I comandi militari americani non hanno rivelato quale informazione oggi li abbia portati ad innalzare la protezione, ma il pericolo evidentemente è ritenuto credibile. L'innalzamento del livello di sorveglianza avviene in concomitanza con le tensioni internazionali come la guerra a Gaza e con eventi sportivi come le Olimpiadi di Parigi e gli Europei di calcio in Germania, ma soprattutto in coincidenza con la festa dell'indipendenza celebrata il 4 luglio. È una tradizione importante quella dell'apertura della caserma Ederle ai vicentini in occasione del 4 di luglio, cioè di questa festività così importante per gli americani, e quindi a maggior ragione è importante che tutte queste attività vengano svolte in piena sicurezza. Ora andiamo a Trieste, vi abbiamo raccontato di questi grandi eventi in corso, dalla visita oggi l'intervento del Presidente Mattarella, la messa del Santo Padre di domenica, però con Piazza Unità blindata il lavoro crolla, le persone preferiscono evitare gli ostacoli, parla il gestore del bar Piazza Grande, quindi questi eventi danno certamente lustro a Trieste ma impediscono di lavorare al meglio. Ci prepariamo una settimana, anzi è già iniziata una settimana importante e il lavoro di voi gestori, baristi, ristoratori è tanto. Per esempio parte del Deor viene ritirata da domani mi pare, giusto? Da domani sì, tutta la settimana dobbiamo togliere tavoli, sedie e tutto quanto. Anche per il G7 abbiamo avuto problemi perché c'erano tante restrizioni. Difatti quei giorni là non abbiamo lavorato niente, poco niente. Adesso penso anche con queste restrizioni sarà un po' grave lavorare. Ecco, questo volevo proprio capire, hai anticipato la mia domanda, cioè come si lavora in questo contesto, perché uno pensa tanta gente in città, il turismo è sempre tanto, ma obiettivamente quindi con limitazioni il cliente arriva anche con più difficoltà? Esatto, il cliente cerca di deviare dove ci sono dei problemi, ostacoli.
Noi abbiamo purtroppo 50 metri quadri e lavoriamo con l'esterno, se non lavoriamo con l'esterno non facciamo niente, purtroppo è così. Anche questi concerti, l'arrivo del Papa, hanno fatto Porto Vecchio, sarebbe anche di usufruire il Porto Vecchio, no? Un po', invece che sempre in Piazza Unità che è sotto pressione, secondo me. E domenica sarà tantissima gente qua, in effetti. Domenica sarà tanta gente, sì, vedremo come comportarsi qua con queste restrizioni qua, vediamo. E al di là di questi eventi, il turismo in generale come va? Voi siete in un punto nevralgico importantissimo, avete il bar proprio sulla piazza. Sì, no, ma il turista c'è, le navi aiutano tanto e ci sono sempre più turisti, sì, si lavora, dai, diciamo. Sì. Al di là di questi grandi eventi, poi il bilancio estivo è sempre... Questi eventi va a picco il lavoro e purtroppo questo lavoro bisogna andare avanti e fare quello che si può. Adesso andiamo a Bassano, dove il commissariato è al centro di una riunione tra i sindacati di polizia e la commissione consiliare comunale di Vicenza. Sentiamo perché. Speriamo che il Dipartimento si metta una mano sulla coscienza, perché qui siamo alla canna del gas. Non è proprio incoraggiante la presa di posizione dei sindacati di polizia dopo la riunione con la Commissione Comunale Vicentina che si occupa di affari istituzionali. Consiglieri e rappresentanti si sono confrontati sulla cronica mancanza di personale sul territorio e sul tavolo è approdata naturalmente anche la grave situazione di Bassano del Grappa. Abbiamo unità in meno al commissariato che possono operare, inizialmente contava 45 persone, è vero, adesso man mano che sono andati in pensione non sono stati ripristinati. A Bassano abbiamo anche una sezione della polizia stradale che deve essere rimpolpata ufficialmente e necessariamente perché deve servire la pedemontana. Sono stati inviati 25 unità alla sezione della polizia stradale di Bassano, ne devono arrivare altre 20. Speriamo che almeno questo il Dipartimento lo faccia. L'unica nota positiva è l'arrivo di personale per la copertura della pedemontana, ma questo non cambia di una virgola l'assetto in zona. Si è aggiunto un capitolo di grande respiro e le forze sono appena sufficienti. Nel bilancio negativo del bassanese va inserito anche l'organico del commissariato che è sceso continuamente negli ultimi anni e che non è mai stato rimpolpato. Il commissariato di Bassano meriterebbe un incremento ben superiore alle 45 unità previste sulla carta perché fornisce un territorio, un bacino di utenza molto vasto. È una cosa veramente immensa e deve essere presente anche ad Asiago, se vogliamo fare un esempio molto banale, però deve essere presente anche là. Ancora sicurezza, parliamo di questo, con la lotta alla criminalità che ha bisogno di agenti, anche la questura di Vicenza è sotto organico, i sindacati lanciano un appello. SOS Sicurezza, in Commissione Affari Istituzionali del Comune di Vicenza parlano i sindacati di polizia. La questura ha bisogno di rinforzi, lo dicono i numeri. Se nel 2001 in organico c'erano 221 agenti, oggi ce ne sono soltanto 194. Pochi, se si considera che entro la fine dell'anno ci saranno anche dei pensionamenti. Siamo costretti a fare doppi turni, a fare straordinari in eccedenza che vengono pagati successivamente con forti ritardi. Nel 2008 il record, la questura poteva contare addirittura su 274 agenti. Questo però a causa della chiusura della caserma Sasso, la scuola di polizia. Chi ci lavorava è stato portato in altre sedi, tra cui appunto la questura, ma negli anni la chiusura delle scuole di polizia ha portato a conseguenze negative. Questo a seguito di una visione poco lungimirante perché si pensava ad una riduzione delle forze di polizia, di tutte le forze di polizia sul territorio nazionale, carabinieri, polizia, guardia di finanza. Avendo meno poliziotti da formare, ovviamente le scuole servivano di meno, diverse scuole erano praticamente inutilizzate e hanno cartolarizzato tutto. Adesso servono le scuole e non ce ne sono abbastanza. La situazione non è migliore per la polizia ferroviaria che dal 2000 al 2024 è passata da 42 a 26 agenti. La polizia stradale poi dal 2003 al 2024 ha visto il suo organico praticamente dimezzarsi. E adesso abbiamo una polizia stradale di Vicenza che riesce a mettere fuori una sola macchina ed è obbligata a metterla sull'autostrada, infatti è definita autostradale e in caso di necessità sono solo le volanti che possono intervenire per gli incidenti.
La polizia è impegnata su più fronti, dalla sicurezza al controllo di chi è agli arresti domiciliari, dall'ordine pubblico durante le manifestazioni o in occasione degli eventi sportivi, alle indagini per assicurare i criminali alla giustizia. Insomma, la polizia, insieme alle altre forze dell'ordine, è chiamata a garantire il rispetto delle regole, delle leggi, dell'ordinamento che è a fondamento della democrazia. Ecco perché oggi i sindacati di polizia chiedono di essere ascoltati dalle autorità politiche e istituzionali. Abbiamo contattato senatori e deputati della provincia, tutti quanti, e tutti hanno aderito alle nostre richieste affinché possano portare la questione Vicenza sul tavolo del Dipartimento al Ministero dell'Interno. Ora lo sport, perché torna il grande tennis internazionale a Padova dall'8 al 13 luglio alla Canottieri, la 17ª edizione di un importante torneo maschile. Un appuntamento imperdibile per chi ama il tennis. Alla Canottieri di Padova scenderanno in campo 32 giocatori professionisti che parteciperanno alla 17ª edizione del torneo ITF maschile con un montepremi da $25.000. La competizione nei campi di Terrarossa di Via Polveriera andrà in scena dall'8 al 13 luglio. Il tabellone sarà da 32 giocatori, molti big nazionali e stranieri. Adesso c'è l'effetto Sinner, per cui c'è molto interesse attorno al tennis. È una cosa che comunque noi facciamo da molti anni. Ci aspettiamo sicuramente una grande affluenza dal punto di vista del pubblico, anche perché lo spettacolo non mancherà di sicuro. Sono previsti giocatori di ottimo livello, fra i 300 del mondo, quindi comunque sicuramente un ottimo livello per Padova. Gli incontri sono ad ingresso libero, ci saranno degli incontri anche serali, sia di singolo che di doppio, e quindi comunque è un'ottima occasione per la città, per gli appassionati, per i curiosi. E allora appuntamento con il tennis, si chiude invece qui l'appuntamento con Focus TG. Anche oggi abbiamo cercato di farvi compagnia, di raccontarvi quello che accade a Nord-Est anche per questo mercoledì 3 luglio. Naturalmente vi rimando ai nostri notiziari questa sera con l'approfondimento di tutto ciò di cui abbiamo parlato, con Focus alle 21:15, altro appuntamento da non perdere, poi tutto il pomeriggio con noi, quindi rimanete su Rete Veneta. Intanto grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.